Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Aveva paura, voleva scappare di casa. Antonella Salamone, la donna uccisa dal marito ad Altavilla con 2 figli nel corso di quel sanguinoso esorcismo. A Sferracavallo, chi conosceva i complici dell'autore della strage conferma: ossessionati da Satana, erano preda di deliri mistici. La Procura di Catania indaga sulla morte misteriosa di Alfio Torrisi, deceduto alle Bahamas dopo un malore sulla nave dove lavorava. Denunciati dai familiari ritardi nei soccorsi. Il corpo deturpato ha subito un tentativo di imbalsamazione. Nuovo colpo alla rete dei fiancheggiatori di Messina Denaro, arrestati i figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara che faceva da autista al capomafia, anche lui in carcere. La protesta dei trattori per lo stato di crisi e il blocco dei grani extracomunitari, agricoltori in marcia verso Poggioreale nella Valle del Belice, dove la mobilitazione è cominciata. Bollette e istruzioni per l'uso da CGIL e Federconsumatori dopo la fine del mercato tutelato. Over 75 fragili, tranquilli, per voi non cambia nulla. Oggi martedì grasso, gran finale del carnevale, quello di Mister Bianco, uno dei più famosi e suggestivi, è andato in trasferta a Venezia, capitale delle feste in maschera. Calcio, Catania e Messina domani in campo per il turno infrasettimanale di Lega Pro. Rossazzurri in trasferta a Latina, giallorossi in casa contro il Sorrento. Bentrovati, aveva paura, voleva scappare di casa. Antonella Salamone, la donna uccisa dal marito ad Altavilla con 2 figli nel corso di un sanguinoso esorcismo. È il racconto del fratello ai carabinieri con i dettagli sulla comparsa della coppia di istigatori del massacro in casa Barreca, i quali negano tutto. Manlio Viola. I demoni devono essere sepolti e bruciati e voi dentro avete i demoni. Aveva già paura da tempo Antonella Salamone, la moglie di Giovanni Barreca, che domenica si è consegnato ai carabinieri dopo aver ucciso lei e 2 dei 3 figli. Raccontava al fratello che in casa il marito aveva portato questa coppia di nuovi amici che parlava di demoni. Lo ha raccontato agli investigatori, adesso Calogero Salamone, proprio il fratello di Antonella, giunto in caserma per rendere la sua deposizione. Abbiamo detto a mia sorella di venire a stare con noi, ma lei non riusciva a partire perché i miei nipoti erano abituati qua, racconta l'uomo, che poi avverte: Barreca non ha problemi psichici, è sano di mente, che non passi questa versione perché ha sempre imbrogliato tutti. Si attende ora l'interrogatorio della coppia di presunti complici di Barreca che, sostiene l'avvocato Sergio Sparti, non sono mai stati sentiti nonostante certi mezzi di informazione abbiano messo loro in bocca parole mai pronunciate. Sono confusi e si professano innocenti, continua il legale di Sabrina Fina e Massimo Carandente. Per gli inquirenti sarebbero loro gli istigatori. Insieme a Barreca la coppia fermata è accusata di aver assassinato moglie e figli dell'uomo nel corso di un rituale di purificazione dal demonio. Per la difesa, la coppia e il marito omicida invece si conoscevano appena. Intanto vengono ascoltati i vicini, non solo delle vittime ma anche dei fermati, ed emergono precedenti di violenza in famiglia. Sabrina Fina era stata adottata dopo aver subito maltrattamenti da parte della famiglia biologica. Tolta a quella famiglia originaria, sarebbe cresciuta a Sferracavallo e nella borgata era rimasta anche dopo aver lasciato la casa dei genitori adottivi. Dettagli che però potrebbero non avere nulla a che vedere con l'orrore di Altavilla. E nella mattanza di Altavilla Milice un ruolo ha avuto anche la coppia amica di Giovanni Barreca. Siamo stati nel quartiere dove vivevano prima di essere arrestati. Per i vicini erano persone riservate che parlavano poco. Marco Gullà. Sferracavallo, borgata a nord di Palermo. In questa palazzina viveva la coppia amica di Giovanni Barreca. Al momento Sabrina Fina e Massimo Carendente sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sono ritenuti complici di Barreca nella mattanza di Altavilla Milice. I vicini di casa li conoscevano, ma dicono erano molto riservati. Sono persone molto riservate, la mattina uscivano e non sapevo cosa facessero. Poi io vado a lavorare, la mattina non li vedo, quindi ho trovato un banale buongiorno e buonasera che non ci si incontrava per le scale. Non erano, diciamo, alla portata di noi, diciamo. Cioè? Cioè erano molto riservati.
Ma cosa facevano? Li vedevate uscire? C'erano dei momenti di preghiera a casa? No, non ne sapevamo niente tutto questo. No, non c'era niente. Sentito mai rumori strani, no? No, mai. E il presunto assassino? Solo dei cani che disturbavano, ma niente di niente. Quando ho letto sul giornale ho detto, ma la cosa è molto strana, perché ancora non ci credo veramente. Ma la coppia, che risultava disoccupata, sarebbe stata ossessionata da Satana, in preda a deliri mistici. Abbiamo fatto solo del bene, avrebbero detto agli investigatori durante l'interrogatorio Fiume di domenica scorsa. L'ossessione per una verità assoluta e il sentirsi illuminati sono i primi segnali da non sottovalutare. Buongiorno Sicilia, la psicologa Lorita Tinelli ha indicato come approcciarsi con i familiari vittime delle sette. Quando ci rendiamo conto che un figlio, un fratello, una sorella, un marito, una moglie iniziano a parlare sempre dello stesso argomento, sembrano quasi aver incontrato una verità assoluta, essere illuminati, essere all'interno di una realtà superiore, dobbiamo un po' allarmarci. L'unica possibilità è quella di mantenere il dialogo, non attaccare frontalmente la sua ideologia e il gruppo a cui sta aderendo, ma mantenere il dialogo, perché i gruppi settari, i leader dei gruppi settari tendono a isolare, a staccare, perché così la persona diventa più fragile e vulnerabile. Non dare mai denaro, perché anche questo è un consiglio che io do a tutti i genitori: non finanziare il gruppo e soprattutto chiedere aiuto ai professionisti che da anni si occupano di questo argomento, che possono in qualche modo aiutare, dare dei suggerimenti sul modo di comunicare, su come in qualche modo tentare di agganciare positivamente la persona. E come non bastasse, oggi c'è anche un'altra storia agghiacciante, quella di un falegname di Giarre morto sul lavoro in una nave da crociera. Il cadavere che rientra in Italia con segatura e fogli al posto degli organi. Una serie di misteri, una vicenda tutta da chiarire. Simona Mazzone. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'inquietante vicenda che ruota attorno alla morte di un falegname di Giarre, Alfio Torrisi, 54 anni, che lascia moglie e un figlio di 11 anni. Torrisi si imbarca l'8 ottobre dello scorso anno per lavoro per guadagnare qualcosa in più, in direzione Bahamas. Deve occuparsi della pavimentazione in legno, ma 2 giorni dopo ha un malore. I colleghi chiedono aiuto, i soccorsi non arrivano e comincia un tira e molla tra gli ospedali di Miami, Freeport e Florida. Ci vorranno 3 ore e mezza prima che arrivi l'ambulanza e 3 giorni per essere intubato, denunciano i familiari in un esposto in procura, assistiti dagli avvocati Antonio Fiumefreddo e Giuseppe Berretta. Una storia agghiacciante che oggi il collega Mario Barresi racconta sulle pagine della Sicilia e che non finisce qui, perché oltre al mistero sulla morte dell'uomo resta quello sulla salma rientrata in Italia. A Catania il medico che deve occuparsi della seconda autopsia fa una scoperta incredibile. Dentro il cadavere non ci sono gli organi, ma segatura e fogli di giornale. Questi organi sarebbero scomparsi non ad iniziativa dei medici che hanno eseguito l'autopsia, ma ad iniziativa di questa società di onoranze funebri. E chi è composta, di che cosa si occupi, se ci sono traffici particolare. È chiaro che pensiamo a tutto. Al momento risultano 2 indagati, il titolare della Tecnitec di Riposto Nirelli, che ha ingaggiato il falegname, e il comandante della nave Carnival Giuseppe Castrogiovanni. Sono tanti a questo punto gli interrogativi, spiega il legale. Tante domande che si uniscono al modo in cui questo poveretto è morto, no? Cioè, se si può ancora oggi morire di lavoro dopo aver fatto 16 ore di volo tra più tratte, per poi stare 14, 15, 16 ore sotto il sole a lavorare. E questo attiene alle cause, ma quello che è successo dopo non è meno inquietante. I familiari sostengono che il falegname godeva di ottima salute prima di partire, aveva fatto anche dei controlli medici. Allora, cosa è successo su quella nave? Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori che ha coperto la latitanza di Messina Denaro. Arrestati Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara che faceva da autista al capomafia e che è finito in manette pure lui un anno fa. Laura Spanò.
Un altro colpo alla rete di fiancheggiatori che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Rossi, carabine del Comando Provinciale di Trapani, investigatori dello SCO della Polizia coordinata dalla DDA di Palermo, stamane hanno tratto in arresto Vincenzo e Antonino Luppino, figli di Giovanni, imprenditore agricolo di Campobello di Mazzara, autista di Messina Denaro. I due fratelli erano già iscritti nel registro degli indagati. Sono accusati di favoreggiamento e procurato in osservanza di pena, aggravati dall'essere stati commessi per avvantaggiare Cosa Nostra. Tra la mole di documenti sequestrati e visionati dagli investigatori è stato scoperto che Messina Denaro versava all'imprenditore Giovanni Luppino periodicamente somme di denaro che il boss segnava nei diari, soldi per i fiori acquistati dopo la morte della moglie dell'imprenditore e per diverse cene e pranzi fatti in occasione di compleanni dei figli con i quali faceva abitualmente vita sociale. Fu Vincenzo Luppino poi ad avere curato nel giugno del 2022 il trasloco del latitante in vicolo San Nicola. Poi un altro passaggio: il 29 dicembre del 2022, pochi giorni prima del suo arresto, Messina Denaro passava in auto sotto casa dell'ex compagna, madre di sua figlia, e delle sorelle Bice e Giovanna Castelvetrano. Lo seguiva e gli faceva da scorta il furgone di Vincenzo assieme al fratello Antonino. Alla guida c'era il padre Giovanni. Il boss ricercato transitava sotto casa dei suoi per rivedere i luoghi alloecari e nella speranza, sospettano gli investigatori, di riuscire a scorgere i familiari sia pure da lontano. Ad Antonino Luppino era stato comunicato il numero di uno dei cellulari usati dal boss, mentre il fratello Vincenzo sarebbe andato alla clinica La Maddalena quando il boss fu operato. Infine, in un'area recintata di proprietà di Luppino, la polizia, 2 giorni dopo l'arresto del boss, trovò la Giulietta Alfa Romeo utilizzata da Messina Denaro per i suoi spostamenti. Insomma, una famiglia a completo servizio del boss e non un semplice atto d'amore verso un paziente ammalato. Agricoltori in strada con i trattori anche oggi in Sicilia. La manifestazione torna a Poggioreale, nella Valle del Belice, dove era cominciata. È la prova generale in vista della grande protesta di giovedì a Roma, alla quale prenderà parte una numerosa delegazione siciliana. Manlio Viola. Stato di crisi nazionale per l'agricoltura a partire dalla Sicilia, blocco delle importazioni dei grani extracomunitari, anche quello a partire dal canadese, e soprattutto occorre mantenere le promesse in tempi rapidi. Sono le richieste degli agricoltori siciliani che, in attesa della grande manifestazione nazionale di giovedì, anche oggi inscenano una protesta nell'isola. Alle 14 trattori marciano su Poggioreale per tornare a portare la protesta lì da dove tutto è iniziato, nella Valle del Belice. Ieri era toccato a Bolognetta e la marcia era arrivata fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate alle porte di Palermo. Ma il clou è atteso per giovedì a Roma, dove sarà nutrita la delegazione siciliana. Gli agricoltori, che qui non si sono spaccati in più tronconi come è successo in altre aree del paese, prevedono di inviare nella capitale una delegazione molto folta a sostegno delle richieste. Basta promesse al vento da Italia ed Europa, dicono i manifestanti. È ora di interventi concreti a partire proprio dalla declaratoria dello stato di crisi del settore, che deve fare il Consiglio dei Ministri subito. A Catania un 18enne è stato arrestato sorpreso in via Capopassero in sella a uno scooter sul quale trasportava una pistola, 25 grammi di cocaina e una ricetrasmittente. L'arma è risultata di proprietà di un uomo di Acireale che era nato nel 1907. Con la fine del mercato tutelato di luce e gas, tempi duri per i consumatori alle prese con le nuove tariffe. Vi proponiamo una guida per orientarvi, per tutelare le persone fragili. La CGIL e Federconsumatori lanciano la campagna Fermati, non prendere la scossa. Giusy Lazzara. Con la fine del mercato tutelato per luce e gas inizia una nuova stagione per i consumatori alle prese con tariffe variabili, tenuto conto che i termini di chiusura dei servizi di tutela sono stati fissati per il 31 dicembre 2023 per il gas e per il 30 giugno 2024 per la luce. Questo vuol dire che bisogna aver fatto una scelta al momento solo per il gas. Cosa fare allora? Nessuna novità e resta tutto invariato per gli over 75, per i disabili con la 104 e per i percettori di bonus energia. Per chi non ha ancora effettuato alcuna scelta, invece, si passerà al mercato a tutela graduale. Il gestore di gas applica il contratto Placet per un anno con le tariffe approvate dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Se si decide
di scegliere un nuovo gestore di energia si valutano sul mercato libero le tariffe variabili delle compagnie. Anche in questo caso verrà applicato il contratto placet, con la possibilità in ogni momento di scegliere una diversa offerta nel mercato libero. E per tutelare i più fragili, la CGIL e Federconsumatori hanno lanciato la campagna Fermati, non prendere la scossa. Primo obiettivo: contrastare gli aumenti stimati del 7% sulle bollette. Ci sono 600 aziende in tutta Italia, ognuno ovviamente propone il suo prodotto, ma non sempre quel prodotto è un prodotto che fa risparmiare. Tante le insidie per i consumatori. Nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, massima attenzione a dove si firma e a cosa si firma. Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, comunica che da domenica 25 a sabato 16 marzo lo scalo resterà chiuso per lavori di manutenzione della pista. I voli saranno riprotetti dalle compagnie aeree che si metteranno in contatto con i singoli passeggeri. Il 16 marzo l'aeroporto di Trapani riaprirà alle 8 del mattino. Con il martedì grasso si concludono i festeggiamenti del Carnevale che ogni regione vive a modo proprio. In Sicilia sono tante le città che organizzano un programma originale e spettacolare, come Mister Bianco, che con i suoi costumi è stata trasferita a Venezia. Simona Mazzone. Con il martedì grasso cala il sipario sul Carnevale. Dopo alcune settimane di festeggiamenti che variano di regione in regione, si chiude la parentesi della festa più allegra e amata dai bambini. I nonni raccontano che il martedì precedente l'inizio della Quaresima si chiami così perché in passato era molto diffusa l'abitudine di abbuffarsi e consumare dolci e piatti sfiziosi in vista di una fase di digiuno e astinenza. Ma di certo, oltre alla tradizione in tavola, il periodo carnevalesco è molto amato per la libertà di sfoggiare maschere colorate e calarsi nelle vesti di personaggi di fantasia. Ogni città ha poi il suo, tra carri allegorici, in cartapesta o infiorati, costumi e sfilate, coriandoli e stelle filanti, ogni luogo è da visitare per raccogliere l'essenza del carnevale. Tra i più belli e suggestivi di Sicilia c'è anche quello di Mister Bianco, che quest'anno è stato in trasferta a Venezia, città regina della festa in maschera. Vedete qui sfilare i costumi solani tra gli applausi di cittadini e turisti. Sono opere d'arte, veri e propri capolavori di sartoria a rappresentare la Sicilia. E con queste suggestive immagini che raccontano il periodo più spensierato dell'anno, oggi ultimo atto per il Carnevale e arrivederci al prossimo anno. C'è ancora qualche ora per sfilare in maschera. Intanto facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la vigilia di campionato di Serie C per Catania e Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania, che domani giocherà a Latina, deve fare i conti con diverse assenze. Lucarelli prova a recuperare qualche acciaccato, la società lavora sul mercato all'ingaggio dello svincolato Endoge. Francesco Triolo. Latina, crocevia del Catania per capire che vuole fare da grande. La partita contro la Casertana ha lasciato qualche dubbio su quale sia la reale consistenza, non il valore, sia chiaro, su quello non si discute, del gruppo etneo. Adesso chiamata ad una prova di carattere in casa di una delle squadre che viaggia da un po', con una certa regolarità a metà classifica, ma sempre insidiosa. Lucarelli deve sempre fare i conti con le assenze, non solo quella di Sturaro fermato 2 turni dal giudice sportivo. Ci sono gli infortunati a preoccupare il tecnico, a parte gli ormai acclarati Zammarini, Rizzo, Silvestri, Marsura, Mazzotta, Beters e anche Sturaro. Restano da verificare le condizioni di alcuni giocatori. Uno di questi è Peralta, che domenica non ha giocato perché colpito dalla febbre. Celli ha accusato qualche fastidio durante il riscaldamento. Chiarella ha riportato una contrattura al flessore. Difficile pensare oggi che domenica, dopo 4 giorni, ci sarà la sfida alla capolista Juve Stabia. I problemi sono adesso, sono tutti da affrontare. La società sta cercando di correre ai ripari, almeno numericamente, ed è attesa a breve l'ufficializzazione del centrocampista Emanuele Ndoi, origini albanesi, ma nato a Catania nel 96, svincolatosi dal Brescia dopo aver giocato 30 gare nelle ultime 2 stagioni. Cresciuto nelle giovanili di Padova e Roma, Ndoi ha totalizzato più di 140 presenze in Serie B con la maglia del Brescia, militando anche tra le file
del Cosenza può essere un tassello importante in questo periodo così intenso per i rossazzurri. Dopo il colpaccio di Avellino, il Messina si affaccia in zona play-off. Giallorossi alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo. La sfida contro il Sorrento accende l'entusiasmo della tifoseria. Sergio Colosi. Il Messina è pronto a regalarsi una serata ad altri tempi. Domani, con inizio alle 18:30, ospita al Francoscoglio il Sorrento e guarda ad uno dei primi 10 posti della classifica, pur mantenendo alta l'attenzione sul traguardo della salvezza diretta, impensabile fino a 2 mesi fa. Un appuntamento insieme a quello di domenica prossima in trasferta con il Giuliano che può certificare nuovi obiettivi e la crescita dei giallorossi che nelle ultime 5 giornate hanno raccolto 13 punti. Contro il Sorrento è prevista una buona cornice di pubblico, testimoniata dalla prevendita, dalle iniziative del club peloritano, ma soprattutto dai risultati maturati sul campo. Modica sembra intenzionato a non affidarsi al turnover, già costretto a fare i conti con infortuni e squalifiche. Assente Salvo che sconta la seconda delle 3 giornate, mentre Pacciardi e Polito hanno ripreso soltanto ieri a lavorare in gruppo. Il Sorrento, superato dalla vicecapolista Picerno, è in piena zona play-off con un +4 sul Messina, sconfitto all'andata dalla matricola campana con un rigore di De Francesco. Ci fermiamo qui, torniamo alle 20, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.